Ciao raga, bentornati nel canale. Oggi un altro video sulle prove percorso, questa volta di cross country. Infatti siamo a Montecchio Maggiore, attaccati a casa mia, a 2-3 km da casa, per portarvi la prova percorso della seconda tappa della Veneto Cup. È un percorso che conosco come il cortile di casa mia, cortile che tra l'altro non ho. E niente, adesso andiamo verso Montecchio. Non siamo da soli, oggi c'è una mia amica Maria che fa parte della squadra organizzatrice, quindi siamo con lei. Ci trasferiamo in centro a Montecchio e ci vediamo tra poco. Abbiamo raccattato la signora. Questo è il viale della partenza. In fondo qua si gira a destra subito, contromano, giustamente, e andiamo subito verso la prima salita. Piccolissima parte di pianura, si gira a destra qui e si va per la prima salita di giornata tecnica, perché siamo sugli scalini, una scalinata da fare in su. Non ho parlato e penso possiate capire il perché. Qui si gira a destra e continua la salita e intanto fai i lavori. Adesso è facile recuperare qua a sinistra. C'è un altro strappettino al 20%. Tra poco la prima parte di salita è andata. Non è lunga ma è bella cattiva. Arrivati al capitello qua si gira a sinistra, si passa per questo pezzettino d'erba e si va giù per l'asfalto fino a imboccare sulla destra una contrada. Facciamo il segno della croce, va là. Qua a destra. Qua l'abbiamo un po' rischiata. L'abbiamo un po' rischiata. L'ho visto. Come ti fa andare parecchio avanti. Vediamo come la fa Tom. Qui c'è un altro strappo insterrato. Un pezzettino dove spiana per poco, perché qui si gira a destra di nuovo e la salita aumenta ancora la pendenza. E qua è un pezzo veramente tosto in su e smosso, difficile restare in bici in gara, perché veramente arrivate qui con la lingua in mezzo ai raggi e la salita è impegnativa. Olè. Qui c'è un pezzettino in asfalto di salita al 3-4% fino a imboccare un sentiero che vi porterà in località Bastia. Finita la salita in asfalto, come ho detto, si entra in una parte sterrata. Questo è il sentiero che porta a Bastia e verso il GPM. Leggero, veloce. Qui bisogna stare attenti perché c'è questo passaggio qua da fare veloce. Io l'anno scorso a marzo ho rotto un cerchio qua perché c'è lo scalino giusto in salita che se si sbaglia a saltarlo
Ciao. Questo è l'ultimo pezzo di questo sentiero, l'ultimo strappetto. Olè. E si sbuca su questa salita in asfalto che è intorno al 15%. Appena sembra che l'asfalto spiani, a località Bastia Alta, si gira qui a destra e torna alla stessa pendenza di prima. Qui diventa sterrato. In questo punto è finita la prima parte del percorso, la prima parte in salita del percorso più che altro. Ora c'è una discesetta con un paio di contropendenze, uno strappo e siamo in cima al sentiero che si chiama Praalti. Questo è lo strappettino che vi dicevo prima. Adesso mi sposto, se no Maria mi asfalta. E questo è ufficialmente il primo dei 2 GPM della gara. Olè. Poi si gira qui dentro a sinistra il giorno della gara, adesso non si può perché è una proprietà privata. Quindi facciamo questo sentiero qui che è lo stesso sentiero che si farebbe andando a sinistra ma preso da un'altra parte. Qui in fondo c'è una parabolica che è questa, e questo è un altro bel pezzo un po' tecnico. Consiglio di stare lì a destra perché è bello dritto da prendere se andate a destra. Invece se state a sinistra dovete saltare e droppare via il sassone. Arrivati a questo punto si intravede un capitello qua e bisogna girare a destra e inizia la salita più dura della gara, tutta in sterrato che porta su al castello. Questa salita qui ha come prima parte un pezzo dove tira abbastanza, intorno al 20%, poi ha questo pezzo intermedio dove è quasi pianeggiante ma sembra più duro del pezzo di prima, e poi torna a essere molto ripida e un po' scassatina in su fino a diventare asfalto. Qui, come vi dicevo poco fa, torna a salire e bisogna mantenere la centralità perché si scivola parecchio. Qui vi dà l'illusione che sia finita perché guarda, ci sono anche le sedie qua, e vi dà l'illusione che sia finita. In realtà torna subito a salire per pochissimo in sterrato, e quando si entra nell'asfalto comunque non è da meno. Siamo oltre il 15 anche qua. Diciamo che da in fondo a su, parlando solo della seconda salita, più o meno sono 10 minuti
a un bel ritmo, insomma, ecco. Qui probabilmente si farà il giro del castello. Curva un po' infame questa, curva e controcurva, e si va giù per gli scalini del castello, questi qua. Cercate di prendere i buchi tra gli scalini, perché sennò hanno una cadenza perfetta per farvi cadere questi. Qui si entra in questi due cancelletti, diciamo. Qui probabilmente ci sarà un fettucciato che fa più o meno così. Prendete un po' con le pinze e c'è un sassone grande che è un po' tecnico, sembra, in realtà dà solo impressione visiva. Io consiglio di prenderlo un po' alto. Qui si sale qui e si va giù di qua. Qui c'è questa scalinata e si gira a sinistra in questo pezzo che al momento è fattibile, ma tra poco non lo sarà più, nel senso che c'è un pezzo che farlo in bici non è impossibile, ma è questo qui, non è impossibile ma è veramente svantaggioso, perché ci mettete di più a farlo in bici che a piedi. Non era partita la GoPro, vi siete persi 10 metri comunque. Qui si arriva in fondo, anche qui c'è un incrocio, prima siamo passati qua a destra, qui si girerebbe a sinistra ma non è possibile, come vedete, perché è una proprietà privata. Dopo il pezzettino di proprietà privata si torna su questa strada qui che diventa asfalto e a brevissimo c'è l'area tecnica. Eccola, qua si gira a sinistra e questo è il viale dell'area tecnica, l'ultimo strappo della gara. E qui ci sono degli scalini, gli ultimi, l'ultima difficoltà tecnica di giornata. Grazie. Che vandali. Qui si va via dritti e questa qui, dove c'è il cartello azzurro, è l'ultima curva. Qui si gira a destra e questo è il viale d'arrivo. Ragazzuoli, percorso provato e approvato. E scusate se magari la luce non è ottimale, e so già che non sarà ottimale, ma volevamo provarlo insieme io e Maria, perché lei è della squadra organizzatrice, come ho detto prima, e purtroppo siamo dovuti uscire la sera e quindi ormai sono le 7, anche se c'è una temperatura piacevolissima di 18 gradi ancora. Sono in pantaloncini e ho caldo, sto sudando. Percorso bello, sono i sentieri di casa mia, quindi li conosco veramente bene. Tecnica, ma non troppo, diciamo il giusto. Lungo 5 km e mezzo circa e dislivello veramente tanto, cioè siamo nell'ordine dei 350-400 metri di dislivello a giro. Abbiamo fatto 3 giri e sono a 1255 di dislivello. È vero che l'ho allungata un po' prima di venire qua, però devo dire sì, cioè di salita ce n'è ed è dura e tecnica anche.
Questa è, come ho detto prima, la seconda tappa della Veneto Cup e sarà anche top class per categoria, quindi agonistiche ovviamente. Quindi bene ragazzi, se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace, seguitemi sui social e ormai è notte e sto in bici fino a domani adesso. Ci vediamo nel prossimo video, ciao ragazzi.